Eder. Mech. Pallister. La mossa del gambero. I nuovi campioni di Formula 1 in retromarcia. Nel caso Resinovic si è recentemente verificato un curioso fenomeno che ha molto incuriosito gli etologi e gli studiosi del comportamento dei simpatici crostacei acquatici. È stato definito la mossa del gambero. Da quando è stato iscritto nel registro degli indagati, Sebastiano Visintin ha infatti mostrato una improvvisa inversione di tendenza. Improvvisamente il vedovo consolabilissimo ha abbandonato il convincimento che la moglie fosse stata assassinata per rivalutare la teoria del suicidio. Il dolore per la perdita della madre, in realtà avvenuta molti anni prima, l'osteoporosi, che in realtà non provoca dolore e che comunque Lilly non aveva. Sarebbero queste le improbabili cause del suicidio di Lilly. Quel che è peggio pare che questa sindrome sia contagiosa. Le prime vittime sono gli avvocati Bevilacqua, difensori di Visintin, il generale in pensione Garofano e persino il consulente di parte Barisani. Medico legale che per primo aveva prospettato l'ipotesi di un'aggressione da parte di terzi. Ma l'epidemia sembra dilagare anche al di là dei confini familiari ed irrompe in trasmissioni come Ore 14 quarto grado, dove tutta una schiera di personaggi ciarlieri ma privi del senso della misura. Continuano un cicaleggio che, come diceva il colonnello Curzi in Apocalypse Now, suona vuoto e privo di significato come il vento sulle foglie rinsecchite. Ora che è venuto il momento di cercare l'assassino ed inchiodarlo alle sue responsabilità, Sebastiano, i suoi avvocati e consulenti ci ripensano e decidono che, in fondo, non è necessario ricercare un assassino. Perché sempre in fondo esiste una perizia che diceva che Liliana si era uccisa. Il suicidio è uno degli atti più oscuri che l'essere umano possa compiere. Un gesto che travolge qualsiasi costruzione interiore e che decreta il fallimento della struttura stessa dell'individuo umano e sociale. Come tale, il suicidio è prima di tutto un tabù. Poi un'azione infamante ed un atto vergognoso. Per secoli condannato dalla Chiesa. Ai suicidi era negato persino il funerale e la sepoltura in terra consacrata. Dante Alighieri ha dedicato un girone dell'inferno agli autori di suicidio. Eppure Sebastiano non si fa scrupolo di additare la moglie. Lui ed i suoi, in palese contraddizione con i fatti conclamati, in stridente contrasto con la logica e contro ogni evidenza. Non si preoccupano minimamente di andare contro le conclusioni del CTU e precipitano la povera Lilly nell'infelice agone dei suicidi. Il tutto senza un minimo sostegno logico né giuridico. L'argomentazione tecnica sarebbe l'esistenza della prima perizia, a firma Costantinides, che aveva decretato l'ipotesi suicidiaria. Dimenticano i colleghi avvocati, ed ignorano gli altri, che la decisione del GIP di disporre una seconda perizia scaturisce proprio dalle numerose e reiterate criticità. Dai vulnus sostanziali e dalle gravi manchevolezze di cui era inficiata la prima consulenza. Sembrano ignorare, tutti, che il significato procedurale di una simile decisione giudiziale è quello di discreditare definitivamente la prima perizia. Il giudice dispone una nuova perizia perché la prima è viziata da negligenza, omissioni, sviste ed operazioni sospette e come tale, inutilizzabile. Infine i colleghi avvocati, nell'invocare una terza perizia, sembrano aver dimenticato quel principio fondamentale secondo cui il giudice è peritus peritorum. E che come tale non ha affatto bisogno di una consulenza ulteriore quando ne ha già due a sua disposizione. La legge gli conferisce il potere di valutare i fatti integrandoli o anche svincolandoli dagli esiti peritali e quindi gli attribuisce il potere di decidere autonomamente in merito. Senza bisogno di una ennesima perizia. Questo dice la legge ma anche il buon senso. Buongiorno caro Eder, come stai futuro criminologo? Eccomi di nuovo qui per scottanti rivelazioni al tuo pubblico. Siete pronti alle news flash? Come da titolo sono a n grado di dirvi che ci sarebbero ben altri 2 indagati da parte degli inquirenti,
Si tratterebbe di una donna di Trieste ed un uomo dell'Est Europa non di Trieste. La notizia è da prendere con le pinze, ma ciò mi risulta da voci di corridoio. Inoltre sono state acquisite nuove immagini che mostrerebbero meglio gli eventi delle ore 8:30 sulla via Giulia ed in particolare si tratterebbe di un dialogo tra due uomini e nel contempo un altro soggetto sarebbe all'interno del veicolo di Sebastiano che non si riesce ad identificare. Ecco, la notizia bomba sarebbe proprio questa, signori. Sebastiano non avrebbe mai parlato di dialoghi e di soggetti dentro la propria vettura proprio dopo le 8:30 e si cerca adesso di capire chi sia e l'interesse è veramente importante oltre che decisivo proprio perché il soggetto è da identificarsi ad ogni costo. Tra l'altro, come ricordate, l'orario è cruciale perché il telefono si spegne dopo le 8:30 come per paura in quel momento. Ma non finisce qui, amici, non avete idea del grande balzo in avanti fatto dagli inquirenti. Tutto ciò nasce dalla precipua analisi fatta sui filmati della GoPro di Sebastiano, assolutamente certo che non siano in sequenza originale ma siano modificati. Dagli la certezza che qualcosa non quadra nell'alibi dell'uomo, perché fare ciò e costruirsi un alibi? Inoltre sembra che ci sia molto altro. Il riferimento è al polline ovvero al propoli e dai sacchi che ne avevano la presenza. Questi elementi non sono del posto del ritrovo di Lilly. Ed ancora sta emergendo altro, ovvero che Lilly sia stata spogliata e lavata, ovvero meglio dire trattata con agenti pulenti, poi rivestita rispetto agli indumenti originari che erano intrisi di sangue dopo l'aggressione patita, avete capito? Se patisci l'aggressione hai sangue sulla parte alta dell'indumento, ma quello di Lilly non aveva nulla per rendere credibile il suicidio ovviamente. Ciò detto, sembra che l'aggressione sia accaduta in ambiente. Quindi avete sentito bene, cambiata e lavata ed è veramente ovvio. Direi ed adesso la procura è ferma su ciò. Il tutto emerge dai composti chimici trovati e di cui abbiamo parlato tempo fa, lo sapete. Ma c'è una novità anche sulla mesalazzina che è stata trovata nel sangue. Sembra che sia stata ingerita da Lilly ma senza saperlo, quindi qualcuno l'ha somministrata volutamente alla donna in minima quantità e da qualche settimana. Ciò in ipotesi per produrre un particolare effetto collaterale. Naturale quale complicanza prevista dalla sua assunzione. Si tratta solo di una semplice ipotesi ma comincia ad essere studiata e valutata. Vi lascio con la seguente considerazione del garibaldino. Vi ricordate di Giulia Tramontano e cosa le venne somministrato? Vediamo se vi ricordate e quindi fatecelo sapere nei commenti se lo volete. A presto e stay tuned. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.